Neppure un euro verrà destinato per le buche. Chi sperava nei proventi delle sanzioni elevate per violazioni al codice della strada per tirare un sospiro di sollievo resterà deluso, perché le vie cittadine continueranno a restare chiuse alle due ruote per mancanza appunto di fondi. Incredibile ma vero quello che succede al comune di Agrigento. Delle somme che dovrebbero essere incassate per il 2018 grazie alle contravvenzioni, infatti, nessuna somma andrà al martoriato settore della manutenzione stradale. Incredibile ma vero, dicevamo, e chissà che qualcuno non voglia davvero prendere posizione sulla vicenda. La cifra, che si calcola intorno ai 325.000 euro, a quanto pare verrà spesa senza tenere in considerazione il grave problema delle buche che mettono a repentaglio anche la sicurezza dei pedoni. Come dire che qualora il dato venisse confermato, gli agrigentini dovranno continuare a lasciare a casa motorini e biciclette e soprattutto stare bene attenti a non finire con l'auto dentro qualche cratere esistente tanto al centro che in periferia. A questo punto si spera almeno che qualcosa venga fatta per quanto riguarda la segnaletica stradale. A questo proposito sarebbe opportuna un'attenzione particolare alla via Luca Crescente, una strada dove gli incidenti si susseguono forse anche per l'assenza totale di segnaletica orizzontale. Staremo a vedere se almeno questo problema verrà preso in considerazione dal Comune di Agrigento, visto che la Giunta avrebbe deciso di spendere 50.000 euro dai proventi delle sanzioni destinandoli proprio alla segnaletica stradale.